Granchio blu, presentati oggi a Mestre i primi studi sulla specie in Veneto, 3 milioni di euro per progetti di mappatura e di cattura selettiva del granchio. Il forte vento ha spinto l'onda di marea sulla laguna di Venezia, portando al primo sollevamento del Mose nel 2025, è prevista acqua alta anche per domani. Inchiesta Palude, l'ex assessore Boraso ammette il conflitto di interessi in un memoriale, scrive anche, come dichiarato nel corso degli interrogatori, di essere estraneo alla questione Pili. Speedline, nel primo incontro con la gestione straordinaria, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha ribadito l'impegno per il rilancio di un'azienda definita strategica. Nonostante la sanzione a suo carico sia stata archiviata, Saverio Amato, il bagnino che fu multato a Cavallino Treporti dopo un salvataggio, non tornerà a svolgere la professione. Nel 2024 il distretto interprovinciale della Polizia Locale ha registrato un aumento delle violazioni. Tra le multe spiccano quelle per eccesso di velocità, uso del cellulare e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sarà uno spettacolo in piazza San Marco il giorno di San Valentino, l'evento di apertura del carnevale dedicato a Giacomo Casanova, canti, musica e luci dedicati agli innamorati, che potranno anche salire sul palco per urlare il proprio amore. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma come ogni martedì in primo piano vediamo insieme il nostro sondaggio dedicato alla politica. Regionali nella partita scacchi all'interno del centrodestra, spunta l'ipotesi di un'apertura di Fratelli d'Italia ad un candidato governatore leghista, a patto che non sia Luca Zaia e che non corra la lista con il suo nome. Ecco quindi che vi chiediamo: no Zaia e lista Zaia, ma un candidato governatore leghista? Se siete d'accordo potete votare e quindi esprimere la vostra opinione con una chiamata al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore verde. Se non siete d'accordo, il numero da fare è quello sulla barra di colore rosso. Come sempre il risultato del nostro sondaggio sarà reso noto nel corso di Ring in onda, come sempre a partire dalle 21. Ed ora in primo piano la questione del granchio blu, perché questa mattina a Mestre sono stati presentati i primi risultati di uno studio in Veneto. Sentiamo. Un aiuto ai pescatori per catturare il granchio, ridurne la densità, per smaltire quegli elementi che non sono commerciabili, per l'acquisto del seme, per sostenerli nell'acquistare dei mezzi di protezione dei loro allevamenti e quindi per cercare di dare una prospettiva di futuro alla pesca, che oggi sta soffrendo in modo drammatico, in particolar modo nelle aree del delta del Po. Sono due i progetti che il Veneto ha messo in campo per affrontare l'invasione del granchio blu. Il primo di 1,5 milioni di euro, che rilancerà da marzo 2025 un'azione di cattura di quegli esemplari che non possono essere commercializzati. Il secondo, di altrettanti 1,5 milioni di euro, è finalizzato alla mappatura ambientale del granchio, mirata alla gestione della specie invasiva e alla sostenibilità socio-economico della pesca e dell'acquacoltura veneta. Insieme al commissario è stato presentato un sistema veneto con cui la Regione intende affrontare l'emergenza. Il piano è stato presentato, adesso è all'attenzione dei due ministri dell'ambiente e ministri dell'agricoltura per l'approvazione. Una volta approvato passeremo alla fase attuativa. Prevede diversi interventi, tutte le misure di cattura per il contenimento della specie. In particolare si parla di catture selettive, perché si punta maggiormente sulle femmine quando girano con il bagaglio d'uovo, quindi le femmine ovigere. Poi ci sono interventi previsti per la protezione degli allevamenti con le reti e con i teli di protezione del seme, interventi a sostegno del settore della pesca. C'è l'attività di monitoraggio e una banca dati che rafforzerebbe quella previsione che già c'è a livello europeo sul granchio blu e in particolare sulle specie aliene. Poi inizieremo con il granchio blu e la banca dati poi sarà aperta anche alle altre specie aliene. La giornata è stata l'occasione per tracciare il bilancio del progetto realizzato nel 2023 dalla Regione, che ha portato i primi dati scientifici sull'invasione della specie aliena. Nelle sole aree lagunari sono state rimosse 1.000 tonnellate di esemplari, 1.900 invece nel 2024. Ma dove finiscono? Abbiamo già dei contratti stipulati da operatori della nostra regione con paesi esteri per esportare questo granchio. Chiaro che non potrà mai essere
essere sostitutivo della realtà esistente della pesca, della molluschicoltura, della venericoltura, quindi deve essere un'opportunità in più, ma non possiamo considerare che il granchio vada a sostituire questo settore che invece deve essere preservato. A causa del forte vento che ha spinto l'onda di marea sulla laguna, questa mattina è stato azionato il Mose per la prima volta nel 2025. L'acqua ha raggiunto i 124 centimetri alle 8,50, 130 alle 8,30 la bocca di porto del Lido. In città il livello massimo è stato di 90 centimetri ed anche per domani è prevista un'alta marea con un picco di 105 centimetri in mare alle 10,20. La cronaca giudiziaria ora con l'inchiesta Palude. L'ex assessore Boraso ammette il conflitto di interessi in un memoriale, scrive anche di essere estraneo alla questione dei pili. Proprio come davanti ai PM che l'hanno interrogato, anche nel suo memoriale l'ex assessore comunale Boraso, ora agli arresti domiciliari, ammette di aver preso soldi da privati. Con il trascorrere del tempo, scrive, mi sono sempre più reso conto che il mio interessamento e la sollecitazione presso funzionari e uffici comunali per offrire suggerimenti su questioni tecniche in varie occasioni ha travalicato la normale attività di un pubblico amministratore per risultare una personale attivazione nell'interesse di imprenditori con cui avevo relazioni amicali e professionali e dai quali in determinati casi la mia società Stella Consulting ha ricevuto pagamenti di fatture. Agli atti c'è una prima lettera scritta a mano quando era ancora detenuto in carcere, poi un primo memoriale e un secondo con alcune integrazioni. Testi che venivano intervallati dai 5 interrogatori con i pubblici ministeri Baccaglini e Terzo. Per quanto riguarda i pili, anche nel memoriale Boraso dichiara di non essersene mai occupato. Ora si attende l'udienza del 13 febbraio per sapere se il giudice dichiarerà equa la richiesta di patteggiamento raggiunta tra la procura e l'avvocato difensore di Boraso Umberto Pauro a una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e 400.000 euro di ristoro rispetto ai soldi illecitamente incassati dalle aziende. E in caso contrario si andrà a processo fissato per il 27 marzo. La pena patteggiata però riguarda i 12 casi di corruzione. Restano fuori le accuse di turbativa d'asta, autoriciclaggio e di false fatture. Crisi della Speedline di Santa Maria di Sala. A Roma il ministro Adolfo Urso ha presieduto il primo incontro con i neo nominati commissari dell'amministrazione straordinaria. Urso ha definito Speedline un'azienda strategica nel circuito del Made in Italy, dell'eccellenza. Per i sindacati è necessario lavorare sia sui clienti che sui fornitori per saturare l'occupazione. I 3 commissari straordinari hanno presentato gli obiettivi di acquisizione di commesse e rilancio delle produzioni. Andiamo ora sul litorale. Nonostante la sanzione a suo carico sia stata archiviata, l'assistente bagnanti Saverio Amato, che fu multato dopo un salvataggio, non tornerà a svolgere la professione di bagnino. Dopo 30 anni quasi, molto probabilmente smetterò di fare questo lavoro. All'origine della scelta ci sarebbero soprattutto motivi personali, ma probabilmente quello che è accaduto al bagnino Saverio Amato la scorsa estate, multato per aver salvato la vita a una turista che stava annegando a Cavallino Treporti e non aver contestualmente avvisato la Guardia Costiera come da regolamento, gli ha lasciato l'amaro in bocca. Anche oggi che la sanzione è stata archiviata, quindi non dovrà pagare i 1.032 euro, vicenda che ha sollevato non poche polemiche. Speriamo che questa mia vicenda sia d'esempio per rivalutare la legge e l'ordinanza in sé e per cambiare alcune leggi assurde su questo campo qua. La Capitaneria di Porto di Venezia ha svolto l'istruttoria dopo la presentazione della memoria difensiva da parte di William Dalla Francesca, presidente della società Turismo SRL che gestisce la maggior parte dei bagnini nel litorale, fino all'archivio della sanzione. Amato però non vuole che la sua decisione sia presa ad esempio, soprattutto in un momento particolarmente difficile per il settore, e lancia un messaggio. Non deve essere un esempio per i giovani, perché io ho una famiglia e quindi sto cambiando un po' il mio obiettivo, e quindi incito ai giovani di farsi avanti e mettersi in campo per fare questo mestiere che è il più bello del mondo.
Codice della strada. Nel 2024 il distretto interprovinciale di polizia locale ha registrato un aumento delle violazioni. Tra le multe spiccano soprattutto quelle per eccesso di velocità, per uso del cellulare alla guida e mancato uso delle cinture di sicurezza. Il 2024 è stato un anno di grande lavoro per il distretto interprovinciale di polizia locale che comprende i comuni veneziani di Quarto d'Altino, Meolo, Fossalta di Piave e il trevigiano Roncade. Le violazioni accertate sono state oltre 32.000, in aumento del 10%. I dati sono stati diffusi dal comandante Fabrizio Milanello in occasione della festa di San Sebastiano che il distretto ha celebrato quest'anno a Quarto d'Altino. Tra le multe spiccano le oltre 26.000 sanzioni elevate dal Velox posizionato sulla Treviso Mare a Meolo. L'automobilista più indisciplinato al volante di una Porsche è stato beccato a transitare a 206 km/h in un tratto dove il limite è di 70 km/h. Per il comandante Milanello è stata l'ultima festa del corpo prima della pensione. Lascerà a luglio dopo 43 anni di servizio. Per noi è una grande perdita, sappiamo però e siamo consapevoli che quanto ha fatto in questi 32 anni di servizio a Quarto d'Altino è un bagaglio importante che non possiamo perdere, quindi un grazie da parte mia e dall'amministrazione comunale al nostro comandante. Da rimarcare anche le 1969 multe elevate per il transito con il rosso dai 2 T-Red installati a Roncade e a Porte Grandi sulla Triestina. In forte aumento, più 85%, il dato delle sanzioni per guida con l'uso del cellulare oppure senza cinture. Ci siamo impegnati in particolar modo proprio con i controlli ai varchi per controlli delle auto che sono prive di assicurazione, di revisione, ma soprattutto anche con doppie pattuglie per i controlli di chi circola facendo uso del cellulare, che è una delle principali cause degli incidenti stradali anche con esito mortale. La percentuale dei controlli è aumentata notevolmente, più del 50%, e di questo ne siamo soddisfatti. Continueremo su questa strada avvalendoci di tutti i varchi che ci sono nei nostri comuni grazie al sistema di videosorveglianza. Risparmio energetico ed energia pulita. Il Consiglio Comunale di Spinea ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto della prima comunità energetica rinnovabile di Spinea. Assieme alle forze di opposizione abbiamo approvato lo statuto e l'atto costitutivo per la prima comunità energetica del Comune di Spinea, un importante risultato che va verso l'autonomia energetica. I vantaggi sono molteplici, non solo per i semplici consumatori che potranno aderire, ma anche i produttori. Con un voto bipartisan, il Consiglio Comunale di Spinea ha compiuto un passo verso l'autoproduzione e il consumo collettivo di energia pulita, coinvolgendo residenti, imprese e istituzioni locali. La comunità energetica rinnovabile consente infatti ai cittadini di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l'energia autoprodotta, con benefici ambientali, economici e sociali alla comunità. Questo è un importante contributo ovviamente anche alla costituzione di quello che sarà un fondo etico della comunità energetica che avrà l'obiettivo non solo di aiutare le famiglie in difficoltà ma anche di attivare tutta una serie di iniziative atte a promuovere la sostenibilità ambientale. La comunità energetica si basa sulla condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili, riducendo i costi per gli aderenti e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico. L'energia in eccesso viene immessa nella rete e può essere redistribuita ai membri della comunità, garantendo una maggiore efficienza e sostenibilità. Essendo il tema molto complesso, sarà nostra cura come amministrazione organizzare delle iniziative anche nei quartieri per promuovere questa iniziativa che diventa veramente un punto di svolta per la nostra comunità. Sarà uno spettacolo in piazza San Marco il 14 febbraio, giorno di San Valentino, ad inaugurare il Carnevale di Venezia, quest'anno dedicato a Giacomo Casanova. Il
Il Carnevale di Venezia quest'anno inizia il 14 febbraio, una data iconica, la festa di San Valentino, e inizia proprio da Piazza San Marco, dove sarà già operativo il palco che ci accompagnerà fino al 4 marzo a Martedì Grasso. La prima notte di Carnevale sarà dedicata agli innamorati che la sera di San Valentino potranno salire sul palco per urlare il proprio amore. D'altro canto, dal corteo acqueo sul Canal Grande al taglio della testa del toro in Piazza San Marco, dagli spettacoli d'acqua all'Arsenale a quelli delle compagnie della commedia dell'arte nei campi veneziani, fino alle sfilate dei carri allegorici in tutte le località del comune, Venezia si appresta a festeggiare un Carnevale 2025 che avrà come tema conduttore la figura di Giacomo Casanova, anzi il tempo di Casanova, il XVIII secolo. Il Settecento è stato proprio il secolo dell'arte e il secolo dello spettacolo. I teatri in Italia sono quelli che hanno avuto il massimo splendore proprio in quest'anno, e il trucco settecentesco legato alla scenografia creava veramente degli spettacoli indimenticabili. Accanto al direttore artistico Massimo Checchetto c'è Silvia Zecchin, 21enne di Noale, Maria del Carnevale 2024. Sono un po' triste di dover cedere la corona, ma sono anche curiosa di scoprire chi sarà la Maria 2025. Peraltro le nuove Marie saranno, per così dire, adeguate al tema del Carnevale. Dovrebbero essere 12 giovani spose, angeliche, belle. A Giovedì Grasso le trasformiamo in 12 dame del Settecento, molto provocanti, molto con delle acconciature incredibili in testa e con un trucco particolare. Una manifestazione estesa e partecipata come il Carnevale di Venezia non richiede solo un grosso sforzo organizzativo dal punto di vista artistico, ma anche un'attenta pianificazione di tutto ciò che i suoi eventi comportano anche in termini di ordine pubblico. Bisogna tener conto ovviamente dei luoghi, dei meccanismi di afflusso del pubblico, della gestione anche dell'evento stesso all'interno della città. Non si viene a Venezia per guardare il Carnevale, ma per partecipare. Questo l'invito rivolto dal consigliere comunale delegato alle tradizioni, Giovanni Giusto. Non venite se volete essere sterili e vedere gli altri che si divertono, rimanete a casa vostra, risparmiate soldi, abbiamo meno intasamenti, venite soltanto se avete deciso e siete sicuri di venire a fare Carnevale. È un invito a non essere spettatori ma protagonisti del Carnevale, quello che lancia il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto. A Venezia la prima testimonianza scritta in cui si fa riferimento a divertimenti pubblici usando il termine Carnevale risale al 1094. Bisogna però arrivare al 1296 per incontrare un editto del Senato che dichiarasse il Carnevale una festa pubblica. Si dava la possibilità al popolo di sfogarsi. Contro chi? Contro chi legiferava su di loro, no? Ecco, in quel periodo tutti, occultato il viso, potevano dire senza essere puniti e fare, eccetto la morte degli altri, va bene, tutto quello che volevano. E il Carnevale deve essere oggi, va bene, all'interno dei parametri un po' più ristretti, deve essere ancora quello. Allora, e per molti secoli, il Carnevale a Venezia durava ben 6 settimane, ma l'utilizzo di una maschera molto nota e diffusa come la bauta era permesso anche in periodi in cui le altre erano bandite. Per esempio a teatro, magari andavo con una gentil donna che non doveva essere riconosciuta al mio fianco, ci mettevamo la bauta, sia io che lei, va bene, e nessuno si accorgeva che noi quella sera eravamo presenti. L'anno scorso Marco Polo, quest'anno Giacomo Casanova. Non solo col Carnevale Venezia rinnova una tradizione quasi millenaria, ma ripercorre la propria storia celebrando alcuni dei suoi cittadini più iconici. Con un tabarro o un mantello nero, va bene, e un tricorno che è il famoso cappello soprattutto settecentesco veneziano, e la bauta, la maschera bianca chiamata anche larva, e diventi Casanova. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla vi ricordo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.